Buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti. Come vedete, Pordenone Docs Fest è soprattutto, come nell'etimo proprio del termine, una festa coi documentari. Good evening, everybody. Welcome. And as the name of our festival says, this is a festival and also a festa, so it's a party. È un piacere accogliervi in questa serata tutta al femminile, che si svolge grazie anche alla collaborazione di associazioni che si occupano di tematiche collegate ovviamente alla tutela contro la violenza di genere, la tutela ovviamente della parte femminile della nostra società. So it is a pleasure to welcome you to this night dedicated to women, also in cooperation with some association working to defend their rights. Voce Donna e Carta di Pordenone da tempo si occupano di violenza sulle donne, ovviamente proponendo riflessioni e iniziative che contrastano la violenza di genere. Noi stessi abbiamo collocato una panchina a Spazio Zero che simboleggia, una panchina rossa, che simboleggia la necessità ovviamente di opporci fermamente a ogni tipo di violenza di genere. So Voce Donna and Carta Pordenone are two of the associations we work with. They have many initiatives against gender violence, and we as the festival, we've put a red bench outside to show our fight against gender violence. Crediamo però, ed è una linea di quest'anno del festival, che i documentari, come quello che state per vedere, possano toccare questi temi magari con toni completamente diversi, ogni tanto con ironia, con la capacità di farci sorridere e comunque proponendo riflessioni estremamente profonde. So this year we firmly believe that documentaries can really touch these important topics, but from a different angle, in a different way, with irony, but still making us reflect on these topics. Quando abbiamo visto 32 Meters di Morteza Tabacchi abbiamo pensato che era un film perfetto per il nostro sabato sera, per farci appunto sorridere e contemporaneamente pensare a quante sono le contraddizioni che esistono nella società e come ancora in molte parti del mondo, ma anche da noi, c'è necessità di più spazio per le donne. So while watching 32 Meters, we thought this is a perfect Saturday night film, not only to laugh, but also to think about all the contradictions in our society and also the role of women. Come sapete, una piccola parentesi, ogni sera abbiamo la tradizione di presentare qualcuno dello staff che lavora dietro le quinte per ricordare il lavoro che costruisce questo ormai grande contenitore che è Pordenone Docs Fest, che anima la nostra città. So we have this tradition that every night we present somebody who works with us in the backstage. Sì, perché il lavoro della cultura è un lavoro, dietro ci sono professionisti, persone molto capaci e ci teniamo ovviamente a testimoniare che sono, ed è il piacere che credo avrete avuto in questi giorni, degli esseri umani che amano dialogare, stare insieme alle altre persone e rendere Pordenone una città estremamente accogliente. Because cultural work is still work done by professionals, and we want to testify the work that they are real persons in flesh and bones, and they like to talk and to make Pordenone as welcoming as possible. In flesh and bones, in carne e ossa, loro non lo sanno, sono lì dietro e quindi li accogliamo con un applauso un po' più vigoroso del solito. Ci sono Antonio Paoletta e Martina Zoratto. Sono le due persone che hanno organizzato più di 200 ospiti che arrivano da tutta Europa quest'anno per essere qua a Pordenone e per cui, anche se non vogliono parlare, lo so perfettamente, gli facciamo un ringraziamento di cuore perché se c'è un sorriso negli ospiti di quest'anno è il loro. Martina and Antonio have arranged hospitality for more than 200 guests from all Europe. We know that they don't want to speak right now, but we want to thank them because if our guests are happy, it's also because thanks to them. Bene, è il momento del film. Il regista per un problema di visto, Morteza Tabacchi, non può essere qua con noi,
Una storia interessante questa, prendo solo un minuto in più. Ci è capitato spesso che i registi, anche con film magari che toccano temi politici con delicatezza, non ce la facciano ad arrivare a Pordenone per motivi di visto. Non vogliamo essere maliziosi, ma alle volte succede quando i loro film raccontano molti contrasti del loro paese. So unfortunately, the director of tonight's film cannot be here due to visa problems. It's a story that happens really often, and maybe since his film is also touches political themes, maybe there's a link between the fact that he didn't get the visa. Maybe that's what we think. Ma siamo estremamente felici che con noi questa sera c'è la direttrice della fotografia del film che interverrà alla fine al Q&A per rispondere alle vostre domande. But we are very happy to have here the director of photography who will be here after the screening for the Q&As. Per un film tutto al femminile non poteva che essere la figura giusta. So for an all-female film is the perfect figure. Zeynep Cecil, grazie di essere con noi. Chiara Sipione, interpretariato Lins, Caterina Bovini, buona visione a tutti. Enjoy. Grazie per questo film che ci ha divertito e ci ha fatto immergere in una storia leggera ma allo stesso tempo piena di significato e con un messaggio molto forte e potente. So Zeynep, first of all, thank you for this film. We had fun, but we also have a deep dive into a lighthearted story, but also with a very strong message. Thank you so much. Also, thank you for inviting us. It is such a beautiful festival. We are so honored to be here. And also thank you for all the audience. Thank you. Grazie per l'invito, per essere qui in questo bellissimo festival, e per me è un onore, grazie anche al pubblico. Zeynep è la direttrice della fotografia e la prima cosa che mi sono chiesta guardando questo film è come avete fatto a entrare in modo così naturale nelle vite di queste persone. So Zeynep is the director of photography of the film. So my first question is, how did you get so close into these people's lives? Director found this village many years ago, and he really curious about it. Then he started to spend time in the village. Then he met with the Halime, and then the crew involved, and we start to actually live there, and it's turned become our family in a good day, in a bad day. So even we were not shooting, we were hanging out with them, we were spending time, we were eating, laughing, going to the nature. That's why how involved actually. Il regista ha conosciuto, diciamo, la storia di questo villaggio molti anni fa e ne è diventato subito, era molto curioso. Ha trascorso del tempo proprio nel villaggio, poi ha conosciuto Alimè e poi ha chiamato noi, la troupe, e noi anche siamo andati a vivere proprio nel villaggio, e quindi siamo diventati come una famiglia, sia nei momenti belli ma anche nei momenti brutti, e anche se quando non stavamo filmando comunque trascorrevamo del tempo insieme, mangiavamo insieme, facevamo le passeggiate nella natura e ci divertivamo. E quindi quanto è durata questa fase di conoscenza? Se ci puoi raccontare un po' di più com'è stato questo approccio. So how long did this acquaintance period last? So how was your approach to the people? It was a long process actually, like around 5 years. So yeah, we were going there very frequently. We were staying there, we were spending time with them. And as you see in the movie, there are winter, summer, spring, all the seasons we lived with them. And we also involved their lifestyle about shooting, picnic, make a fire, and also doing all the traditional making. We learned. I also learned a lot from them. Yeah, that's how we evolved.
Sì, è stato un periodo molto lungo di 5 anni e durante questo periodo ci siamo frequentati molto spesso con loro, abbiamo trascorso molto tempo con loro e infatti nel film vedete tutte le stagioni proprio perché abbiamo trascorso tanto tempo con loro e abbiamo anche imparato a conoscere proprio il loro stile di vita, il fatto per esempio dell'utilizzo del fucile, per esempio le loro tradizioni, abbiamo davvero imparato molto da loro. E quindi avete, come dire, siete davvero entrati in queste storie e avete così fatto parte della comunità in qualche modo. Anche la vostra troupe fa parte di questa storia. So you really got into their story and you became part of their community. So in a way your crew also is part of the story. Yes, indeed. And they are such a lovely people, such an amazing village. They are so welcoming. They were so friendly. Also, when you're watching the movie, you can see with the communication with each other, they always support each other. So when we are shooting, also they support us too. It was an amazing journey for us. Sì, è stata un'esperienza bellissima e come vedete nel film sono persone molto amorevoli, molto accoglienti e appunto anche la comunicazione tra di loro è molto forte e anche il supporto reciproco che si danno a vicenda e anche il supporto che hanno dato a noi come troupe. Questo assolutamente si vede e si vede anche per essere un film che racconta così una lotta, anche se con leggerezza, una lotta al femminile, si vede anche come ci sia il coinvolgimento della parte maschile che è fondamentale. Yeah, we can see this in the film, and although the film tells a story of a fight in a light mood, but we can also see that men are also involved in this fight. Yes, they also support their wives, their daughters, but it was just in the beginning it was a surprising idea, and then when they see the idea it can be happen, so they start to support all the village. If they don't, they also show their what they are thinking about it. But it's a very cozy, family and supportive environment. Sì, sicuramente gli uomini hanno supportato le mogli, le figlie. All'inizio erano un po' sorpresi, diciamo, del progetto, poi hanno visto che effettivamente poteva funzionare e quindi hanno iniziato a supportarli, oppure se non potevano farlo direttamente, comunque mostravano le loro idee, proprio perché appunto ci trovavamo in un ambiente molto familiare. Ti faccio una domanda proprio sulla condizione femminile, in particolare per questo villaggio che avete raccontato. Si vede nelle immagini, ci sono alcune donne, non molte, senza velo. Quelle che portano avanti la battaglia sono proprio quelle con il velo. So the question is about the women's condition in the village. So we see that there are some few women without veil, but those who really fight are with veil. Actually, this is their traditional, and it's the free village, the one who wants to wear the veil, like they do. It's up their decision. I think there's no force about this in the village, so that's why we see them together as a friendly. Sì, è proprio una tradizione, è più una questione tradizionale. Chi vuole sono libere di farlo, non è una cosa imposta, chi vuole lo indossa, chi vuole no. E come è stato visto il film? Qual è stata la reazione della comunità quando immagino avrete mostrato il film a tutti loro? How did the village reacted when you showed them the film? Actually, we didn't do Turkey premiere yet. Just some of them show it, but this soon in April they will see it. We are also curious about their reaction. Non c'è stata ancora un'anteprima turca, l'abbiamo mostrato solamente ad alcuni, ma a aprile finalmente potremo mostrarlo in Turchia. E ai pochi che l'avete mostrato, qual è stata la reazione delle persone che l'hanno visto? So those few people who watch it, what was their reaction?
Yes, they will love it, and they are also looking forward to see again. Sì, è piaciuto molto e vogliono rivederlo di nuovo. Ci sono domande, curiosità? Any Per questions from the Zeynep? audience? Sì, lassù. Adesso arriva il microfono. Grazie mille. La mia è più una curiosità per quanto riguarda la storia produttiva di questo documentario, più che la tecnica. Quello su cui ero veramente curioso è la vostra residenza lì nel villaggio, e la conoscenza e il desiderio di cominciare a produrre un documentario su questo argomento. Nascono prima o dopo la decisione da parte delle protagoniste di organizzare questa competizione per la prima volta? So this is a curiosity rather than a question about the production history. So your decision to stay and to know the story of Halime and the other women, was it before or after they decided to organize the competition? In the beginning, the director met with the Halime, and he just see her shooting with the men. So it's already started about the meetings and the meeting the other villagers. So in the after that, it's involved the story actually. All'inizio scusate, il regista ha incontrato Alimè, che già comunque diciamo faceva del tiro a segno, e quindi già aveva un po' i primi contatti, i primi incontri con gli altri membri del villaggio, e poi diciamo poi la storia è andata avanti da lì in poi. Yes, I was curious about what is direct cinema and what is staged in the making of the film. For example, the scenes where the first reaction of the husbands to the idea of the competition. No. Sì, volevo sapere quanta parte diciamo di messa in scena c'è nel film, per esempio nelle prime reazioni dei mariti. I can describe what is the director's style. We were putting the cameras and we prepare it, and sometimes we were leaving the room and they will start the conversations, and he just asked the question or he just say something and they continue to talk about it. So director didn't give the direction about anything, so it was their own ideas, own perspective. The one who sport or also the one who doesn't sport. It's the important part is they just get used to us and they were so comfortable, so that's why it looks so natural. In realtà abbiamo messo proprio, piazzato le telecamere lì nelle stanze, e poi ce ne andavamo. Magari il regista faceva delle domande e poi però non erano conversazioni guidate, semplicemente naturalmente iniziavano a parlare sia in maniera positiva o in maniera negativa appunto della gara, ed è molto importante il fatto che si siano abituati alla nostra presenza, che si sentissero a loro agio con noi, ed è per questo che c'è questa sensazione di naturalezza mentre parlano. Hi, hello. Thank you so much for the film. It was really great to see something like this, and it's a perfect choice for the Saturday evening, I think. My question as well will be for the visuals, because how you came across to this, that you want to make this decision of, for example, to make the scene when the dad would be like in the tiny window, opening the tiny window. And for example, I still think about the scene how Halima was riding on the truck. So it was something that it came, oh, that would be a great idea to do, or it was something that you discuss with director and you write it down and then you instruct them to do this, or it was planned or it was on the spot. That's my question. Thank you.
Innanzitutto grazie, è proprio un film perfetto per il sabato sera. La mia domanda riguarda l'aspetto visivo fotografico. Come avete deciso di girare alcune scene, catturare alcune scene in particolare, come per esempio quando Halimé si trova sul camion? Avete pensato, ok, questa è un'ottima idea, un'ottima scena, la inserisco nel film, oppure ne avevate parlato prima con il regista e quindi avevate dato come delle istruzioni, diciamo, ai protagonisti? In this village, you can always see this humor, and they're always laughing, and they know how to live actually. And we met with the father actually in that window, so it was the first time we see it. It was so real. Then when we put the camera, he talked with Halime, but it was he's normal. We didn't pretend. It was always he's talking with the daughter from that window, because they have another door in front of, but they are not using a lot. So in the car, his car is also in front. So it was just the scene like that. So yeah, director found interesting. Also we found interesting, and then the scene came itself again. Allora, il villaggio, come avete visto, è un villaggio pieno di humor, sono tutti molto comici, sanno come vivere, diciamo, in maniera abbastanza comica, e c'è una scena appunto in cui il padre, c'è il padre di Halimé che parla da una piccola finestrella, e noi abbiamo conosciuto il suo papà appunto, e solo dopo poi abbiamo piazzato la telecamera lì vicino, perché quello era proprio il suo modo naturale di parlare, era sempre così, parlava sempre da questa piccola finestrella, e quindi non è stato niente di scenato, ma tutto molto naturale. Ben Türkçe söyleyeceğim. Tamam. Belçika'dan geliyorum. Belçika'dan bu film festivale daveti üzerine geldim. Hem organizasyona tebrik ediyorum. Köyde olan o hanımefendilere, o köylülere teşekkür ediyorum. Siz de ekibe de teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten çok güzel bir film tadında, cumartesi film tadında çok güzel bir şey olmuş, bir başarı olmuş. Benim şeyim, bu yalnız Türkiye'de yaşayan veya başka ülkelerde yaşayan bayanlar için değil, Avrupa'da da bir tabuyu kırmak, erkek işi, bayan yapamaz, cesaret, hem orta yaştaki bayanlar için, hem genç nesildeki bayanlar için böyle güzel bir motive edecek bir engagement. Hakikaten bu belgeseli var ya, derneklerde, faaliyetlerde göstermek lazım. Cesaretlendirmek için. Ve ben onun için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Tebrikler. Çok teşekkürler. Traduco prima in italiano poi in inglese. Io vengo dal Belgio, e complimenti per questo festival, e grazie anche per il film. E complimenti anche alle donne del film e anche a tutta la troupe. Sicuramente questa situazione di tabù, diciamo, per le donne non è solamente una situazione che riguarda le donne in Turchia, ma anche in tutta Europa. Si dice ancora troppo spesso che questo è un lavoro per gli uomini, le donne non hanno il coraggio di farlo, e questo non riguarda solo le ragazze giovani, ma anche le donne di mezza età. E quindi credo che sia molto importante per aumentare proprio l'impegno, l'engagement delle donne, e anche mostrare magari questo film a delle associazioni, delle organizzazioni, in modo da dare il coraggio alle donne un po' di rompere questi tabù. I'll switch to English now. So thank you for the film. So thank you for the film, and it's a very beautiful film, and thank you also for the ladies in the village. So this taboo idea that women cannot do something, that this is just a man's work, is not only in Turkey, but we can see it also in Europe. And it's not just about young women, it also involves older women, and so I think it's very important in order to engage these women and to make them braver, to show this film also to associations and to organizations. You want to add something? Thank you for coming and sharing this experience with us. Oh, no, I already thank you. Yeah. Ok, sorry. Non era una domanda, era un commento. Complimento. Sì, c'è una domanda lassù.
Salve, avevo una curiosità legata al villaggio in cui tutti producono armi, tutti lavorano con le armi. A chi vanno poi queste armi? Senza questa produzione di armi, quel villaggio che cosa farebbe? Diciamo che questa è una cosa che è trasversale al film, ma incuriosisce molto. So this is a curiosity about the village. So everybody works with weapons, everybody produces weapons, but where do this weapon go in the end? So what would the village do without weapons, basically? Yeah, there are also in the movie you see there are 16, I think, or more fabrics, gun fabrics, and yes, they are export to other places. I don't know what will they do without it. I don't know. Sì, nel film vediamo che ci sono circa 16 aziende che producono armi e poi le esportano, però effettivamente non so bene cosa farebbero senza questo tipo di industria. Mi pare che non ci siano altre mani alzate. Allora io vi ringrazio Zeynep, ringrazio le nostre interpreti della lingua dei segni e anche dall'inglese, anche dal turco, grazie. E grazie a voi naturalmente per essere stati con noi per questa penultima serata del Pordenone Docs Fest, quindi io vi do appuntamento a domani per tutti gli eventi che ancora concluderanno questa edizione. Buona serata. Thank you and see you tomorrow.